Sul mantenimento dell'indipendenza della Camera di Commercio di Nuoro, decretata dal governo nei giorni scorsi, interviene con una nota Totò Nissanna, presidente della Lega Coop di Nuoro Ogliastra, che applaude alla decisione dell'esecutivo nazionale e ricorda come il risultato ottenuto sia il frutto dell'azione di squadra delle associazioni di categoria, dei parlamentari sardi, in particolare del senatore Giuseppe Luigi Cucca, e che ha visto come protagonista la Regione. E proprio a questo ente il presidente Sanna si rivolge chiedendo la stessa determinazione mostrata per la Camera di Commercio per risolvere i problemi della biblioteca Satta. Ad oggi il consorzio bibliotecario, scrive il presidente della Lega Coop, è privo di un organo di gestione, privo di bilancio, con innumerevoli servizi non più erogati, con un progetto regionale sospeso dal 1° aprile scorso, malgrado la copertura finanziaria garantita al 100% dalla stessa regione. Il consorzio, oltre che essere chiuso per ferie nel mese più turistico dell'anno, continua Sanna, è senza una qualsiasi idea di come si intenda gestirlo dopo la chiusura delle comunità montane prima e la modifica delle funzioni assegnate alle province poi. Se, come appare dagli ultimi fatti, la sola città di Nuoro non potrà farsi carico di tutti gli oneri di una struttura che non va solo salvaguardata ma che va anche adeguata alle sfide culturali del futuro, una per tutte è la volontà di essere capitale della cultura italiana. Per questo crediamo che l'intervento della Regione, prosegue Sanna, in sinergia ovviamente con la comunità locale, sia necessario. La SAT infatti non rappresenta per la Sardegna centrale solamente un luogo in cui prendere in prestito libri o consultare quotidiani, ma un'istituzione che da decenni accompagna la cultura nuorese e che alleva piccoli e grandi pensatori che hanno dato e danno pregio alla Sardegna intera. Per questo, in un filo continuo che fa emergere il lavoro di squadra, chiediamo alla Regione, alla Provincia e al Comune di Nuoro di sedersi attorno a un tavolo per risolvere in maniera definitiva questa delicata soluzione che fino ad oggi ha creato disagi, perdite di posti di lavoro e di professionalità.